E da Zero Branco ci spostiamo a Fregona a conoscere una realtà che aderisce ai progetti di sostenibilità e soprattutto al progetto Inossos. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Il Torchiato di Fregona è proprio un vino che rappresenta il territorio. Vino storico, le prime nozioni abbiamo fine del 1600, è l'unico passito in Italia di 3 uve autoctone obbligatorie, perciò più legato al territorio di questo non ce n'è. È un legame indissolubile quello tra il territorio di Pieradolza e il Torchiato di Fregona DOCG. Tra gli esempi virtuosi del progetto Inossos, iniziativa avanzata da Coldiretti Treviso grazie al PSR della Regione del Veneto, che ha come obiettivo quello di analizzare e gestire gli elementi di conflitto fra gli stakeholder del territorio, mondo produttivo vitivinicolo, ma anche imprese, associazioni e comunità locali. Tra le tematiche affrontate dal progetto la produzione sostenibile, il miglioramento della tutela ambientale, del paesaggio e della biodiversità, azioni concrete tra i produttori di Fregona che si sono uniti per mantenere inalterata la produzione. Abbiamo deciso, perché andava un po' scomparendo, abbiamo deciso di metterci insieme, abbiamo creato questa cooperativa di solamente 7 soci, in cui i soci consegnano le proprie uve che vengono prese in carico dalla cantina della cooperativa e vengono vinificate, tutta la lavorazione viene fatta qua e perciò esce un prodotto unico, il Torchiato di Fregona Pieradolza, che rappresenta appunto quello della cantina ma anche il territorio, perché Pieradolza era la pietra che veniva estratta dalle grotte del Caglieron che sono qui vicine a Fregona. Verdiso, glera e boschera, queste le varietà utilizzate, uve coltivate unicamente nel comune di Fregona e nella parte collinare di Sarmede e Cappella Maggiore, un prodotto unico che ha una singolare particolarità. È un vino, parliamo naturalmente di un vino passito, la particolarità che fa di un lungo appassimento di quasi 8 mesi. Dopo la torchiatura, perché la torchiatura si usano torchiavite perché l'uva è così disidratata dopo un lungo appassimento che non si produrrebbe mosto con il presse normale, viene fatto fermentare e lasciato invecchiare, maturare in legno per più di 5 anni. Generalmente usciamo con un vino che ha già 7-8 anni di maturazione fra legno, bottiglia, acciaio. Un vino dalla lunga storia, già volano per il turismo locale. Ci troviamo in un territorio dove il turismo è in crescita. L'abbiamo riscontrato anche in azienda con più visite guidate, più richiesta di degustazioni e quant'altro.